ritengo che questo Stato, così come organizzato, è fallito, è pieno di debiti e pian pianino andrà a dissolversi in plurime indipendenze. Polacco di padre, argentino di nascita, veneto d'adozione nell'anima, Riccardo Zumski è sindaco indipendentista di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano, 9.300 anime che lo hanno eletto con il 60% delle preferenze alle ultime elezioni. Zumski è stato uno dei sindaci promotori del referendum sull'autonomia e ci crede talmente tanto all'autonomia che, seppure la legge gli impone i matrimoni in italiano, lui si è inventato i certificati di nascita e di matrimonio in lingua veneta. A un matrimonio uno mi ha chiesto se poteva avere la bandiera, dico la bandiera, la prossima volta facciamo anche il certificato, e dobbiamo ricordare che qui siamo in una regione speciale, in una terra speciale, una terra che ha una storia millenaria, che ha una lingua propria, che non viene riconosciuta come tale. Noi vogliamo ricordarlo ai nuovi nati e comunque a tutti i cittadini. Ribadisco che le spese di questo certificato speciale sono mie e di alcuni miei sostenitori, non sono a carico del bilancio comunale. E c'è chi addirittura a 53 anni d'età lo ha richiesto per sé. Ho chiesto il certificato per me, perché sono orgogliosa di essere veneta, di parlare la mia lingua. Zumski non è solo il sindaco ma anche il medico di base del comune. Per lui le ricette vanno compilate anche in questo caso in Veneto. Una a Disnar e una a Sena. Si firma, si mette il timbro, si mette la data e si manda in farmacia. Paghiamo 36 milioni di euro di tasse all'anno i santalucesi. 0 euro tornano dallo Stato a Santa Lucia per far funzionare il comune, perché noi viviamo su IMU e su tributi locali, cioè sull'addizionale IRPEF. Ma scherziamo? Allora, questo servizio ovviamente l'ha fortemente